questo è un attacco veramente alla sicurezza, quella vera, la sicurezza vera delle cittadine e dei cittadini. Questa è la sicurezza, di avere un tetto sotto la testa, di avere un domani un futuro garantito. E questa sicurezza per tanti cittadini e cittadine venete, prima i veneti, è stata attaccata pesantemente. Stanno mettendo in discussione la nostra sicurezza e il nostro futuro. E quindi questa lotta è giusta ed è soprattutto necessaria per difendere la nostra gente, il popolo, i lavoratori, i pensionati, e un diritto che è sancito dalla Costituzione, che è il diritto ad abitare, avere una vita dignitosa, una dignità, dopo che si è lavorato per una vita. L'altra cosa che bisogna sempre dire è che questi banditi che sono specializzati nella furbizia, perché sono i primi a tutelare l'evasione fiscale e contributiva, perché avete mai sentito il presidente della giunta regionale attaccare i ladri che imboscano i loro soldi e ne evadono il fisco per decine di miliardi in questa regione? No, mai! Anzi, legittimano questa evasione, legittimano continuamente con le loro parole, che colpisce tutti, che colpisce i diritti fondamentali, perché quando non ci sono i soldi per gli asili, per le case, per le scuole, per la sanità, per i servizi sociali, bisogna sapere che questo dipende anche dal fatto che molta gente non paga le tasse e non viene perseguita come dovrebbe essere. È chiaro, e non solo, trova anche una copertura politica in molte dichiarazioni di chi governa. Hanno detto alla gente: potete mettervi in regola, avete 2 anni di tempo, se avete dei soldini fate come i ricchi, invece di tenere i vostri 30.000, 20.000, 40.000 euro in banca che vi servono a garantire la vecchiaia o lo studio dei vostri figli, nascondeteli, loro sono degli specialisti a nascondere i soldi, no? I 49 milioni della Lega, dove cazzo sono finiti? E allora fate così. I presidenti Ater hanno fatto queste dichiarazioni, agli inquilini Ater hanno detto: imboscate i soldi, e quindi perché così li mettete a posto? No, perché c'è gente che ha dignità e vuole che i suoi diritti siano riconosciuti, e gente che non vuole fare i furbi. Le persone che stanno lottando non solo non sono furbi, ma non vogliono nemmeno fare i furbi, perché sono cittadini onesti, retti e leali, che sanno e sono consapevoli del fatto che un paese non avanza con la furbizia, avanza con la solidarietà, avanza attraverso le conquiste sociali. E allora vi ripeto semplicemente questo: noi abbiamo costruito in questi giorni in questa regione una comunità, c'è gente e donne, molte donne soprattutto, che giustamente sono indignate perché hanno portato sulle spalle il peso della gestione della famiglia, della casa, dei risparmi e tutte le madonne che ci vanno dietro, donne qualche volta anche sole, che hanno tirato sui figli. Ok? Quindi persone con una forte volontà e una grande determinazione ci hanno regalato una comunità di lotta. Quello che non hanno capito è che questa comunità gliela farà pagare cara, non soltanto attraverso questa lotta, perché l'Ater è un'associazione a delinquere, che organizza scientificamente il sistema dei pagamenti delle spese condominiali. Qualcuno ha raccontato di lampadine che sono state sostituite quando la luce c'era, improvvisamente, con spese folli, 2 viti 28 euro, spese condominiali non specificate e avanti così, cambi di amministrazione dall'Ater a amministrazioni private, spese di pulizie degli appartamenti Ater, dei blocchi popolari, che vengono imputate anche quando si fa lavorare la gente in nero.
ci devono tirare fuori le fatture e poi vediamo quanti ricorsi possiamo fare alla Procura della Repubblica contro questi banditi. Quindi la lotta non è solo per questo, è anche per un'amministrazione giusta, corretta delle case popolari, che sono nostre, che sono dei lavoratori, perché abbiamo pagato per una vita i contributi, perché queste case fossero fatte e perché queste case fossero date ai lavoratori e ai pensionati.